Martedì 19 marzo, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi vedremo come va con gli sconti nei biglietti aerei da e per la Sicilia e poi vedremo come il centro storico di Palermo si rifà il look. E inoltre incontreremo uno scrittore che presenta il suo nuovo romanzo ambientato a Catania. Ma prima l'attualità di poco fa, una ultima ora, un'operazione antidroga a Catania. Ci sono stati 41 arresti, è sgominata una piazza di spaccio fiorente gestita dal clan Cappello Bonaccorsi, sono stati impiegati, pensate, 300 poliziotti e il blitz si è appena concluso, vediamo come. È stata ribattezzata Operazione Locu perché, a giudicare dalle immagini, la droga arrivava direttamente a domicilio grazie al certosino lavoro dei pusher. Lo vedete, la sostanza stupefacente veniva messa in un cesto legato ad una corda, poi salita fino a casa del capo di una banda di spacciatori. La scena non è però sfuggita agli investigatori che hanno piazzato telecamere ovunque per incastrare la banda. Oltre 300 poliziotti sono stati impegnati a Catania, il blitz si è concluso alle prime luci del giorno, per eseguire un'ordinanza cautelare richiesta dalla DDA nei confronti di 41 indagati. I reati ipotizzati a vario titolo e con differenti profili penali sono associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto di armi da fuoco, spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish. Destinatari dei provvedimenti cautelari diversi esponenti del clan Cappello Bonaccorsi, a cui era affidata la gestione di una fiorente piazza di spaccio. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un ingente quantitativo di droga. C'è purtroppo una dolorosa notizia, una donna originaria di Siracusa, Laura Fiorito, è stata uccisa in una sparatoria in Belize, che è in America centrale, in particolare al Market Day di Belmopan. L'assassino sarebbe il proprietario della casa che la donna aveva preso in affitto con il marito e i 2 figli. È subito cominciata una raccolta, è partita una raccolta di fondi per riportare la salma della povera donna in Sicilia. Lei era siracusana, vediamo. La famiglia siracusana sta facendo un piccolo break. Siamo nel Belize, in America. Salvo Lopez e Laura Fiorito stringono la mano all'uomo che cambierà la loro vita. Robert Joseph, 59 anni, esce una pistola e spara alla donna, 43enne, e alla figlia del vicino di casa di 8 anni. Ma lui voleva colpire anche i 2 bambini della coppia. Una tragedia, una violenza gratuita che ha scosso tutti. Come riferisce la stampa locale, si sarebbe giustificato dicendo che avrebbero tentato di avvelenarlo. Joseph era il proprietario di un Airbnb, lo stesso dove alloggiava la famiglia. Per fortuna c'era un poliziotto, dice il proprietario del market a Channel 5. L'uomo lancia la sua arma da fuoco. Io e mio cognato aiutiamo ad arrestarlo. Per quanto ne so, erano amici, quindi non capisco cosa sia successo. Hanno deciso di passare da questo posto per fare un regalo ai bambini. Stavano giocando. A parlare lo zio della piccola Megan. Da capire il movente del duplice omicidio. Intanto queste telecamere hanno ripreso tutto. Il fiocco nero davanti al locale, il dolore della famiglia che dai Paesi Bassi era andata in America. Vivrà nei nostri cuori per sempre, scrive il marito della donna sui social. E gli amici olandesi hanno avviato una raccolta fondi per portare il corpo di Laura in Italia. Veramente una tragedia gravissima e peraltro inspiegabile almeno fino a questo momento. Rientriamo in Sicilia dove la rabbia dei No Ponte si è scontrata con le rassicurazioni di Ciucci. Ciucci, come sapete, è l'amministratore delegato della società Stretto di Messina che dovrà costruire appunto il ponte, il quale nonostante le contestazioni di ieri ha tirato dritto annunciando che ci saranno i cantieri entro il 2024, confermando che il ponte ha garanzie di antisismicità e resistenza al vento e certo, come dire, lasciando un po' aperto il nodo degli espropri che avrà una procedura delicata, ma vediamo come. Il
ponte che dovrà unire, per adesso divide. La presenza dell'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci per illustrare il progetto aggiornato al Consiglio Comunale è stata caratterizzata dalla protesta dei no ponte. Carta igienica, insulti, urla, la necessità di sgomberare l'aula e rinviare la seduta di Consiglio per un paio d'ore. Quindi Ciucci ha provato a spiegare il progetto dell'opera, a cominciare dalle implicazioni su terremoti e venti. Il ponte per le sue caratteristiche resiste al sisma di magnitudo superiore al 7° grado della scala Richter, resiste a oltre 250 km/h, forse 300, ma il massimo vento registrato nello stretto supera di poco i 100 km/h. La D della Stretto ha scandito anche i tempi. Entro la fine di giugno la conferenza dei servizi e il via libera del CIPES al progetto. A luglio le fasi della cantierizzazione. Si inizierà con la bonifica degli ordigni bellici, a seguire le prime gallerie, i test e quindi gli espropri, il tema caldo. Apriremo subito dopo, immediatamente, uno sportello qui a Messina e uno a Villa San Giovanni. La fase vera e propria degli espropri inizierà soltanto dopo l'approvazione del CIPES. E quindi sarà certamente da seguire questa fase degli sportelli, degli espropri che saranno, come avete sentito, a Messina e a Villa San Giovanni. Ne parlano i quotidiani oggi, Angelo? Sì, certamente ne parlano. Cominciamo proprio dalla Gazzetta del Sud con il titolo che vediamo: Ponte, il progetto e le proteste. Un gruppo di attivisti del fronte del no ha bloccato per ora la seduta al comune di Messina, la presentazione ufficiale da parte della D della Stretto Pietro Ciucci e dei suoi tecnici. All'interno ci sono anche degli approfondimenti. Allora vediamo sempre sulla Gazzetta del Sud: Ciucci, il ponte, un'opera per il territorio. Aderenti alla fronte del no impongono uno stop alla seduta, poi la relazione della D dello Stretto, il punto di non ritorno sarà un via libera del CIPES e lì cadrà anche il contenzioso con WeBuild, l'amministratore delegato della società statale, contestato da un gruppo di manifestanti, ha fatto il punto proprio in commissione al comune proprio a Messina. Ma ci sono anche le parole del sindaco Basile: il progetto è figlio di una legge di Stato, il mio dovere è tutelare la città. Ciucci, le osservazioni del comitato scientifico non sono 68 criticità ma 68 opportunità da noi condivise. E poi proprio le voci della protesta, dalla piazza all'aula a Corinti, ex sindaco di Messina, crimine contro l'ambiente, Sturniolo, società riaffidata a chi aveva già fallito. Queste è dunque le posizioni di chi chiaramente è contro l'opera strategica sul stretto di Messina. Ma allora continuiamo a parlare proprio di questo tema, lo facciamo con la pagina interna della Sicilia. Eccolo qui: Ciucci contestato dai no ponte, piano espropri, il tema più delicato, lavori nel 2024, la D della Stretto di Messina in consiglio e fuori comunque monta la protesta, vergogna, insomma altri anche insulti nei suoi confronti. Questo è dunque il tema ponte affrontato dai quotidiani siciliani. Adesso la prima pagina della Sicilia, come vediamo in apertura, Salvini lo scivolone sul voto in Russia, quindi praticamente si torna a parlare di quanto accaduto in questi giorni, il voto che ha riconfermato Vladimir Putin alla presidenza. Il leghista: quando un popolo vota ha sempre ragione, c'è il gelo da Meloni anche Colle, mezza Europa non riconosce l'esito, mentre Biden tace. Poi vicolo stretto, anche sulla prima pagina comunque si ritorna alla notizia di cui abbiamo già parlato, cioè le contestazioni per il ponte. Ma ci sono tante altre notizie: la tragedia nel Belize, siracusana in vacanza con marito e figli, uccisa in una sparatoria. Ancora violenza sessuale a Catania, festino con alcol e crack, trans nel mirino di due bruti. Ma altre notizie campeggiano sulla prima pagina. Il processo, vedete, il perito della difesa, figlicidio altruistico, voleva salvare Elena dalla sofferenza, un processo che si celebra a Catania. E poi il Bosnia Gate, Università Fantasma, mandato di arresto per il rettore Messina, ma lui è irreperibile.
E poi una notizia che ci riporta comunque alla cronaca, ai fatti diciamo nazionali. Casa Monte Carlo, chiesti 8 anni per Fini, la Tulliani lo difende all'oscuro dei soldi. Ma sulla prima pagina stamattina della Sicilia c'è un richiamo anche al calcio con la Coppa Italia di Serie C, Padova-Catania stasera alle 20 l'andata della finalissima, lo stadio praticamente di Padova, Leuganeo, diventa rosso-azzurro, ci sono 1500 tifosi che sono partiti da Catania. E poi sulla metropolitana, la Mister Bianco Paternò, venerdì cominceranno i lavori. Ma ci sono tante altre notizie dalle pagine interne. Del ponte ci siamo occupati, parliamo adesso delle terme, perché vediamo, terme di Sciacca e di Acireale serviranno circa 100 milioni, c'è stato un vertice al Palazzo della Presidenza della Regione, i tecnici hanno illustrato le ipotesi progettuali di spesa. E poi la procura bosniaca ha emesso 7 mandati di cattura proprio per il Bosnia Gate, vogliono arrestare il rettore dell'Università Fantasma che è irreperibile, e quindi lo cercano ancora. Attenzione, Sicilia come hub del Mediterraneo, questo perché la nostra isola, la nostra regione potrebbe avere un'importanza strategica proprio per il cuore del Mediterraneo. Questa è la visione di The European House Ambrosetti, che è stata presentata ieri nel Roadshow a Catania, importante segnale di ottimismo in vista di un ruolo che aiuti l'Europa ad essere protagonista. Anche qui ritroviamo la ferrovia Palermo-Catania, quindi parliamo di collegamenti, è stato aggiudicato il sistema di sicurezza. Passi avanti in questo senso. Sulla città di Catania vediamo la pagina dedicata a Catania, alla sua provincia. Salva la democrazia partecipata, che cosa significa? È rientrato l'allarme legato a una possibile restituzione di fondi non spesi e non rendicontati. Intanto sono prossimi a partire lavori per il rifacimento dell'asfalto e dei canali di scolo a Primosole Beach. E poi leggiamo in via Filzi, rompe vetrina bar con Grossomasso, ruba uova di Pasqua e incasso di 300 euro. Questa è una notizia di cronaca che riguarda proprio la città di Catania. Ce ne siamo occupati ieri, catturò il latitante Messina Denaro, è stato premiato il colonnello dei Ross Arcidiacono, dedicato al maresciallo Alfredo Agosta, ucciso dalla mafia 42 anni fa. Ha ricevuto questo premio, condivido questo riconoscimento con tutti i carabinieri che hanno lavorato all'arresto. Queste alcune delle sue parole. Adesso lasciamo il quotidiano La Sicilia, andiamo sul Giornale di Sicilia, che ha un'apertura sulla città di Palermo. Palermo finisce in buca, i soldi per le riparazioni scarseggiano e le strade colabrodo dilagano. 200 rattoppi al mese non bastano. Parla l'assessore, pesano 20 anni senza manutenzione. Stenta a decollare il piano del comune, chiamato anche a pagare le centinaia di cause intentate dalle vittime degli incidenti. Questa è la situazione a Palermo. E poi questa fotonotizia che riguarda proprio la città di Palermo. Siamo alla Calza, guerriglia alla Calza per difendere le vampe. Sono intervenuti, ci sono stati interventi in 6 quartieri, utilizzati anche degli elicotteri, forze dell'ordine, vigili del fuoco impegnati per spegnere i roghi, e poi sono stati lanci di bottiglie e sassi contro gli agenti. Anche da parte di ragazzini sono intervenuti i blindati per... Abbiamo mostrato alcune immagini nei telegiornali di ieri sera. E poi vedete la movida, il TAR dà lo stop al regolamento che era stato appena varato, nel mirino l'eliminazione degli orari delle sale scommesse. Questo è quello che scrive stamattina il Giornale di Sicilia, che ha un richiamo in prima anche sul ponte stretto, presentato il progetto fra le proteste. E poi le lauree finte, a proposito dell'università italo-bosniaca, mandato d'arresto per professore palermitano, nel mirino della procura della Bosnia-Erzegovina, Salvatore Messina. Questa è la prima pagina del Giornale di Sicilia, che poi ha ad esempio un richiamo sempre su Salvini. Bufera per il voto che premia Putin,
le elezioni in Russia, insomma hanno scatenato molte polemiche, sono temi nazionali che troveremo nel corso della rassegna stampa fra non molto con i quotidiani nazionali. Ma su Repubblica Palermo, eccola qui, la prima pagina, lauree fasulle, leggiamo, scatta la retata, il blitz, manette in Bosnia ai vertici dell'Università Fantasma di Gorazde, gemellata al Jean Monnet, mandato d'arresto pure per Messina, il rettore finora irreperibile. Poi ci sono polemiche, un chirurgo docente, io vittime del raggiro come i ragazzi, l'Ateneo albanese Unircald scomunica il suo clone di Palermo, non abbiamo sedi in Italia, quindi si allarga, si potrebbe allargare la vicenda delle facoltà. Politica e affari, il centrodestra si spacca su termovalorizzatori e vendita degli aeroporti, ci sono degli approfondimenti nelle pagine interne. E poi c'è un caso, questo, che viene evidenziato stamattina: mancano le aule, sospese al Policlinico i tirocini di fisioterapia. E poi c'è un'inchiesta che riguarda la città di Palermo, la piscina chiude, se ne farà un'altra accanto alla Conca d'Oro. Cerchiamo di capire e di approfondire qualcuna delle notizie che abbiamo visto dalla prima. La falsa università, c'è un blitz in Bosnia, mandato d'arresto per Messina, questo è il titolo. La procura di Palermo continua a indagare, ricostruite le vie del denaro. Poi ancora, sempre dalla prima, il governatore e il ministro, duello all'ombra degli inceneritori, questo è il titolo. È urgente dare risposte concrete ai siciliani in materia di scarti, lavoro per giungere questo obiettivo, dice. Poi affare Sicilia, leggiamo ancora, rifiuti e scali, la destra è divisa, quindi sono, diciamo, le tematiche della politica regionale. Abbiamo il tempo per parlare ancora di Palermo e Catania, manovre e baruffe per la vendita degli aeroporti, questo è il tema. Sono d'accordo con il governatore sulla necessità di un partner privato, ma con attenzione ai livelli occupazionali. Questo è il sindaco di Palermo. Il sindaco di Palermo La Galla che parla, e intanto a Messina alzano la voce in Oponte, carta igienica per accogliere Ciucci. Chiudiamo con le pagine sportive dei 3 quotidiani siciliani. Corini cambia il modulo per sperare, la difesa horror perché ha preso troppi gol e troppi errori, aspetta Lucioni che insomma era l'uomo maggiormente esperto. Per il Catania, vedete qui la finale di Coppa Italia, Catania all'Euganeo come al Massimino, esodo di tifosi sulle tribune dello stadio Patavino, più catanesi che supporters veneti. Il tecnico Zeoli, sappiamo che la responsabilità è tanta, non vogliamo deluderli continuando a inseguire un sogno che alimentano da mesi. C'è un titolo anche sul Messina, visto che ci siamo, il Messina nel segno della continuità. Manetta, buona prova a rientro, abbiamo cercato di vincere per i nostri splendidi tifosi. Mi fermo qui. Per il Catania c'è un'attesa elettrizzante per stasera. Noi invece facciamo, diciamo, una breve pausa e poi dopo passeremo alla rassegna dei quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Insieme, buongiorno Sicilia, la rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo con Corriere della Sera, che ha in prima la vittoria di Putin, che si ritrova comunque su tutte le prime pagine stamattina. Putin, la vittoria agita il governo, chi vota ha ragione, un caso le parole di Salvini, gelo di Tajani, Meloni, noi coesi, festa per lo zar a Mosca, Crimea e Donbass sono tornate in famiglia, il PPE chiede di non riconoscere le elezioni in Russia. E poi le vicende che riguardano la politica di Casa Nostra, in Basilicata Calenda sceglie il centro-destra. E ancora parliamo di scuola, se il concorso per docenti è più facile di un quiz TV, l'85% ammesso agli orari. Queste insomma sono poi considerazioni di Gian Antonio Stella. Succede. Ecco. Poi vedete c'è una bellissima foto in prima pagina. La storia, vita da papà, l'ultima arrivata è Vittoria, il caos felice con 9 figli. L'ultima arrivata si chiama Vittoria, prima di lei altri 8 tra sorelle e fratelli, sono i figli di Chiara e Matteo Amico Calzonaro, una famiglia che vive ad
Alessano, siamo nel Salento, giornate che cominciano alle 5 del mattino. È chiaro, con i bambini piccoli. No, 9 figli, voglio dire, sono un numero davvero importante. E poi la vicenda della casa di Monte Carlo, la richiesta dei PM, la richiesta di 8 anni di carcere per Gianfranco Fini, ex presidente. E 9 per la Tulliani. Per la Tulliani, che comunque difende, dice non sapeva nulla dei soldi. Putin divide il governo, questo è il titolo scelto da Repubblica questa mattina dopo le elezioni russe. Salvini plaude. Quando un popolo vota ha sempre ragione, ma Tajani lo smentisce e condanna. Sangue sulle urne, il gelo del Quirinale sul plebiscito, il discorso dello zar, mano nella mano fino alla vittoria in Ucraina. Autocrazie in festa, il G7 sceglie il silenzio, spinto dalla realpolitik di Biden con il Cremlino. E poi ancora fotonotizie stamattina. L'opera comparsa nella notte, c'è un murale, le nuove opere di Banksy e Finsbury Park. Bello, a Finsbury Park, nella zona nord della capitale britannica, siamo a Londra, c'è un nuovo Banksy, ecco qui stava per un altro, via, uno che lo emula. ecologista a Londra, questo è quello che viene riportato stamattina dalla Repubblica. E però poi si concentra su Musk, dice uso ketamina ma è nell'interesse degli investitori. Certo, nei nostri interessi lo fa. Assolutamente, quindi poi c'è questa diciamo, questione che riguarda il razzismo nel mondo del calcio, perché durante Inter-Napoli di qualche sera fa ci sono accuse di razzismo di un giocatore del Napoli contro Acerbi. Acerbi nega ma lascia il ritiro degli azzurri perché Spalletti di fatto non lo porterà in tournée negli Stati Uniti e quindi per il momento si ferma l'avventura azzurra di Acerbi. Siamo sulla Stampa. Salvini, un altro inchino a Putin, leader leghista, il popolo ha sempre ragione, Tajani, voto segnato da violenze e pressioni. Francia e Germania non riconoscono il voto a Mosca, lo zar con Donbass e Crimea, una sola madre patria. E quindi il concetto è sempre quello di riunificare, di riportare entro i confini i territori che non appartengono oggi alla Russia. Anche qui razzismo, fuori Acerbi, come vedete in prima pagina. E poi le altre notizie. Si parla di diritti sulla prima pagina della Stampa. Fine vita e coppie gay, l'allarme della consulta, Mattarella e fermare i suicidi in carcere. Sono due questioni molto dibattute. E lasciamo anche la prima pagina della Stampa, siamo su Avvenire, che ha un titolo particolarissimo. Il titolo è Artigiani di pace. Perché questo titolo? Zuppi al Consiglio CEI, preoccupa la tenuta del sistema paese, si cresce soltanto insieme, tra le priorità pure un welfare per gli anziani e fine vita, evitare discrezionalità regionali, quindi insomma in qualche modo è anche un riferimento all'autonomia a due velocità differenziate che si vorrebbe creare, e quindi c'è il richiamo dei vescovi, in questo caso del cardinale Zuppi. E poi ancora Putin unisce la Russia e spacca in due il mondo. Biden chiama Netanyahu, nuovo tentativo per ottenere la tregua nella striscia di Gaza, ma i combattimenti, come vedremo nelle pagine interne dei quotidiani, vanno comunque avanti. L'Europa non riconosce la vittoria di Putin, scrive il Giornale. Dall'altra parte lo scandalo del 2010, casa di Monte Carlo, chiesti 8 anni per Fini e Tulliani, dura requisitoria dell'accusa, lei gli nascosi l'origine dei soldi, quindi si assume tutta la responsabilità. E poi l'antimafia sapeva dei dossier laudati, inguaia il grillino Derao. Anche questa è un'altra vicenda che ha tantissimi lati oscuri. Siamo sul Fatto Quotidiano. Il CSM delle tasse si tiene l'evasore voluto da Salvini. Il neoconsigliere Fiorenza deve 830.000 euro all'Agenzia delle Entrate. Un pizzo di Stato, parla così il Fatto Quotidiano. L'Avvocatura di Stato, il debito con il fisco non è impedimento e neppure la causa intentata allo stesso organo per avere il compenso raddoppiato. Quindi insomma questioni che
Il Fatto Quotidiano solleva: la casa di Montecarlo, vedete, chieste 8 anni per fine, le vittime del vaccino assediano Speranza. Si torna a parlare di Covid e di vaccini. Siamo sul Sole 24 Ore, stamattina notizie di carattere economico perché la borsa è record, prima volta a 34.000, ancora acquisti sui mercati azionari in attesa delle decisioni sui tassi. La Cina nel periodo fra gennaio e febbraio produzione su del 7% e vendite del 5,5%, quindi l'economia cinese torna di nuovo a crescere. E poi fisco, 51 miliardi di imposte in compensazioni nel 2023, sono numeri direi piuttosto significativi. Netanyahu contro Biden, Israele raggiungerà tutti i suoi obiettivi, e quindi insomma questo è quello che è la risposta di Israele alla richiesta di pace. Ai richiami degli Stati Uniti. Esattamente. Meloni esalta al-Sisi, Salvini esalta Putin, ma anche Khamenei non è male. E quindi questo l'ho trovato l'unità, però. Questa è l'unità, questo è il titolo dell'unità, che poi accanto a un altro titolo, come sempre l'unità ha due fatti importanti. Il bambino ex prigioniero è sbarcato. Lo accogliamo? Questa è la domanda che si pone stamattina. Povero piccolo. Sulla sua prima pagina. Poi Libero stamattina ha un titolo tutto suo, non ce l'ha nessuno. Blitz dell'Agcom, bavaglio TV alla Meloni. Nuove regole per gli spazi televisivi. Il tempo dedicato dai TG al governo potrà essere conteggiato come tribuna elettorale. Deciderà l'ente, non si sa come. Queste sono le nuove regole evidentemente. Fini ora trema, la procura chiede 8 anni sulla vicenda della casa di Montecarlo. Ramadan, scuola chiusa, scontro fra PD e ministro, una storia che riguarda un istituto scolastico. Siamo nell'Interam di Milano, la scuola resta chiusa nel giorno della chiusura del Ramadan, perché dice che la maggior parte degli alunni sono islamici e quindi non ci sarebbe stata nessuna scuola. Questo è quello che viene detto. E poi la festa del papà ci serve ancora, la riflessione stamattina su Libero, figura forse fuori moda ma necessaria, la riflessione. Siamo sul Manifesto, e come sempre il Manifesto ha delle fotonotizie piuttosto forti. La cura del piombo, scrive, prima i raid dal cielo, poi l'irruzione. Per la seconda volta le truppe israeliane attaccano l'ospedale al-Shifa a Gaza, cercavano un ufficiale di Hamas, decine di palestinesi uccisi e arrestati, tra loro anche la troupe di Al Jazeera, sfollati in fuga, pazienti intrappolati nel pronto soccorso. Questa è la situazione che viene descritta stamattina dal Manifesto. E allora andiamo anche a leggere la prima dell'Osservatore Romano. Pace per le popolazioni martoriate dalla guerra, all'Angelus la preghiera del Pontefice per Ucraina, Palestina, Israele, Sudan e Siria. Queste dunque le parole del Santo Padre. E poi Marocco, terre Caspita, riarse. che foto, È una foto davvero eloquente. Dal 2019 il paese vive una drammatica siccità, quella che viene riproposta da questa foto riportata in prima pagina. Il titolo della Nazione, eccolo qui, voto russo, il titolo principale, Salvini isolato nel governo. E poi c'è un'intervista con il CEO del gruppo, incentivi immediati per tutti, a Mirafiori mettiamo 240 milioni, non servono aziende cinese, Stellantis punta sull'Italia, e quindi in qualche modo si vuole rilanciare la costruzione dell'automobile in Italia. Abbiamo il tempo per un'ultima prima pagina, eccola qui. Putin dice: ora il Donbass è nostro. Il discorso nella piazza russa dopo la vittoria, mentre l'Europa e Russia non si non si complimentano per l'esito delle elezioni, e sono stati violati gli standard democratici.
La Russia dice è lì adesso nel governo italiano per quanto sta succedendo, per le parole di Salvini. Ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui, fra poco parleremo di carovoli e di rimedi ai carovoli che sta mettendo in piedi la Regione, vediamo come stanno andando questi sconti per i residenti siciliani da e per tutte le località destinate alla Sicilia. Intanto diamo un'occhiata al meteo, come sempre, vediamo che tempo fa e poi toccherà a noi. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di martedì che vedrà un contesto variabile sul medio-basso versante adriatico, Basilicata e Calabria Ionica con precipitazioni sparse sul resto del territorio, ampi spazi di cielo sereno come sulla Sicilia, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, il tempo dunque per la giornata di martedì si presenterà ben soleggiato, stabile, asciutto, anche se in serata sarà possibile maggiore nuvolosità sul versante tirrenico, temperature massime diurne che localmente sfioreranno i 22-23 gradi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda la giornata di mercoledì. Ampi spazi soleggiati in un contesto che si presenterà stabile, asciutto con cielo sereno o al più in serata sarà possibile qualche nuvola, in particolar modo sul versante ionico con qualche locale pioviggine. Contesto climatico che ancora una volta si manterrà mite. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20? c'è chi la vuole Cotta. Eccoci di nuovo insieme in diretta, con noi un ospite a cui diamo il benvenuto, è Mario Barbaro, agente di viaggio. Con lui Grazie a voi. Buongiorno e benvenuto. Vogliamo vedere come stanno andando le cose contro il caro voli, perché contro il caro voli, in vista soprattutto della Pasqua, che già avevamo dato l'allarme anche noi, che erano arrivate a cifre di nuovo superiori ai 300 euro per andare o tornare Per singola tratta. Esatto, Roma, Milano, eccetera. Allora la Regione ha messo in campo una nuova iniziativa, cioè uno sconto valido per tutti i siciliani del 25% da tutte le località e per tutte le località. Dico bene, Barbara? Esatto, dice benissimo. È un'iniziativa che è stata messa in atto dal Presidente della Regione Schifani insieme all'assessorato alle infrastrutture Aricò, che è partita già dal 1° dicembre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2024. Una prima fase già è stata sperimentata e ha portato comunque i suoi frutti. La prima fase riguardava però, mi pare, solo due aeroporti, l'aeroporto di Roma Fiumicino e di Milano. Esattamente, poi Milano tutto. Adesso invece si è allargata dal 15 marzo in poi, quindi fino al 31 dicembre, a tutte le località. Ecco, la curiosità di tutti noi che siamo qua, ancora non abbiamo né prenotato, tantomeno viaggiato, è come sta andando? Cioè, sta dando frutti questa politica dello sconto del 25 che diventa 50 per i protetti? Cioè... Esatto, sono le categorie di tutti gli studenti di qualunque fascia d'età, gli invalidi con il 67% minimo di invalidità e per chi ha un ISEE adesso è aumentato a minimo del 15.000 euro, prima era 9.600 euro. Per queste tre categorie diciamo lo siamo sconto al arriva 50. fino a 50, Allora, fermo restando che c'è un tetto massimo di 75 euro di sconto per ogni singola tratta, che aumenta a 150 euro per queste categorie protette. Facciamo qualche cifra, va? Vediamo così un po' tariffe. Diciamo che su un biglietto di 300 euro si può arrivare fino a 75 euro di sconto, che dato i prezzi che ci sono per le festività, perché non solo Pasqua, ma ricordiamo è stato già Natale, ci sarà già l'estate, che per noi del settore
la vendita è sempre anticipata, quindi già fare un biglietto per scendere a Ferragosto non è esattamente Se ho economicissimo. capito bene, hai detto, grosso modo da 300 si può scendere a a 2,25, esatto. Oh, ma non tutte le compagnie hanno aderito. ITA e Aeritalia sì. Allora, ITA e Ryanair che fa? Allora, ITA e Aeritalia ha dato già la predisposizione sul sito, potendo appunto flaggare in maniera diretta per ricevere lo sconto, quindi al momento dell'acquisto del biglietto, che lo fai noi direttamente su di loro, esatto, non c'è bisogno di fare senza cose. fare nessuna operazione altrove. E questo secondo noi è la cosa migliore da fare, perché comunque è il reale ed immediato il guadagno, diciamo, da parte del passeggero. È concreta. Esatto. Cosa che invece non accade con le altre compagnie, quelle low cost, come Ryanair, Wizz Air, esatto, cosiddette low cost, forse per i servizi che ormai offrono, dove invece bisogna registrarsi su una piattaforma messa a disposizione dalla regione, che è Sicilia Pay, con l'accesso con lo SPID, e poi dove bisogna inserire i propri dati personali, quelli del volo e il codice IBAN, dove prima o poi si riceverà appunto lo sconto, il credito. Questo significa che prima o poi, esatto, come giustamente nota lei, lo sconto avverrà attraverso la regione. Esatto. Mentre quello è diretto per ITA e Aeroitalia. Per questo avviene diretto però sempre su quegli aeroporti di Roma e Milano, mentre su tutti gli altri aeroporti che sono raggiungibili dalla Sicilia in tutta Italia, anche con loro, con ITA e con Aeroitalia, comunque bisogna procedere tramite la piattaforma, quindi non è lo sconto diretto. Cioè, se io oggi volessi fare un biglietto Catania-Bologna con ITA, non posso avere lo sconto immediato direttamente al momento dell'acquisto del biglietto, ma dovrò fare la procedura di registrazione sul sito. Ma vogliamo riassumere qual è la procedura? Cosa bisogna fare? Bisogna registrarsi sul sito Sicilia Pay. Sicilia Pay. PAI. Ci si registra, cioè uno deve essere personale, è una registrazione personale, infatti l'accesso avviene tramite SPID, da lì poi bisogna inserire tutti i dati della persona, quindi del passeggero, dei biglietti acquistati, quindi la tratta, il costo e la data di partenza, e si ha 30 giorni di tempo dalla data del volo per poter fare la richiesta di rimborso. Superati questi 30 giorni poi non si può più richiedere io mi devo ricordare di richiedere il rimborso. Esatto. Il rimborso che avverrà è già direttamente sul conto IBAN, quindi sul conto bancario del passeggero, perché uno dei dati da inserire è proprio il codice IBAN personale. E voi avete conferma di questi sconti che stanno avvenendo? Esatto, sì, però ancora in minima parte i rimborsi. Devo dire, in questo caso le procedure sono molto a rilento, cioè ancora c'è gente che aspetta magari da inizio anno il rimborso, cosa che invece avviene in maniera diretta e istantanea quando uno si acquista il biglietto. Questo da cosa dipende? Dalla lentezza dei meccanismi? Stiamo cercando anche noi di capirlo esattamente. All'origine ci deve essere la regione, è da lì che parte. Esatto, la regione ha stanziato ben 33 milioni per questa operazione, quindi non pochissimi, sono già più di 40.000 gli utenti che si sono registrati a questa piattaforma, però purtroppo ancora le procedure di rimborso sono lente. Ma voi avete la preoccupazione, diciamo, noi utenti possiamo avere la preoccupazione che non arriviamo, che cioè non ce la facciamo perché si superano i 33 milioni? Allora, questo purtroppo la paura c'è. La paura c'è. Quindi chi prima arriva magari è più fortunato, esatto, alloggia meglio, più fortunato, però questo non lo possiamo sicuramente dire, anche perché il movimento turistico comunque in Sicilia è abbastanza forte, è molto intenso e fortunatamente, nonostante appunto il caro voli, comunque riusciamo a far viaggiare e muovere tanti siciliani. Facciamo rapidamente, senza impegno, non è che le chiediamo dichiarazioni firmate, ma facciamo una rapida, non so, diciamo Palermo-Napoli, quanto potrebbe essere oggi? Ma oggi un Palermo-Napoli costa anche 300 per Pasqua, quindi per venire intorno al 28-27 di marzo ci vogliono circa 300-360 euro, non solo con ITA o con, ma anche con Aeroitalia, ma anche con Wizz Air o con Ryanair, che sia. 300. Assolutamente, sono tantissimi, si figuri per un studente fuori sede che giustamente già ha delle spese da sostenere durante l'anno, anche quello
bello per poter venire a passare le vacanze a casa con E un la famiglia. Torino-Catania? Siamo sempre lì. Diciamo che il massimo che si può arrivare, finora siamo sui 400 euro che abbiamo acquistato, sì. Se consideriamo che un Catania-New York siamo, preso in anticipo, siamo sui 500 euro, voglio dire, facciamo ben capire alle persone quanto è caro effettivamente viaggiare Non dalla ci siamo Sicilia. ancora, eh? No. Assolutamente. Ma c'è un meccanismo, il secondo problema lei? principale sono stati la riduzione del numero di voli, perché dal Covid ad oggi purtroppo le compagnie hanno ridotto tantissimo i numeri di voli che c'erano giornalmente per queste destinazioni dalla Sicilia e verso la Sicilia. Alcune compagnie come Wizz Air sta cercando, addirittura anche cancellato proprio, sospeso delle tratte. Sono spariti a un certo Esatto, punto. e per noi questo diventa, diciamo del turismo, diventa anche un problema per la prossima estate, perché anche le destinazioni da poter offrire ai clienti dal punto di vista turistico diventa comunque un problema perché sono minori. Una classica domanda da viaggiatore, diciamo così, amatore, no? Conviene ancora fare la prenotazione come dire, per il periodo, che ne so, da qui a ottobre, oppure conviene, dice, parto oggi e torno domani? No. Da questo punto di vista vengono premiati coloro che si possono organizzare con largo anticipo. Sì? Assolutamente. Noi questo? consigliamo sempre di poter programmare prima la partenza per poter avere delle tariffe agevolate. Perché? Per l'algoritmo che fa, che più ricchi com'era, il famoso algoritmo di cui tanto si è discusso. Prima prenoti e meno paghi. Purtroppo non ci sono attualmente per la Sicilia le famosissime low cost, le last minute, diciamo, dei prezzi. Che ci sono invece dove? Dagli aeroporti magari del nord, che ne so, un Verona, un Milano, dove avendo più alternativa c'è possibilità di avere anche delle offerte Gli scontate. studenti? Gli studenti hanno qualche agevolazione in più? No, a parte questa promozione, diciamo... hanno limiti di età? No, su questa promozione no. Almeno questo. Esatto, infatti non solo di limiti di età, ma neanche di livelli scolastici, cioè dalle elementari agli universitari. Possono Basta accedere che uno studente veramente, poi... Esatto. Certo. Invece la tariffa giovani, magari quella che si riferisce, quella è un limite di età di 25 anni, quindi 26 non compiuti. E lì c'è una riduzione, però sono pochi i posti a disposizione su ogni volo, quindi lì è veramente una corsa a chi trova prima il posto con la tariffa. Quant'è? Sono tariffe fisse, quindi possono variare dai 60 ai 70 euro, trovando la classe di prenotazione disponibile. Non sono pochi i 60-70 euro. Il costo del singolo biglietto, quindi diciamo contro i 300, diciamo. Però c'è la corsa a prendere. Certo. E queste sono poche decine o meno? Saranno una quindicina, Mamma su ogni mia, volo, bene o male sono questi. E gli invalidi, immagino, spero abbiano delle garanzie, almeno Purtroppo no. Purtroppo non c'è, questo è un tasto che noi abbiamo... Cioè, non ci sono tutele particolari? No, solo in questa occasione di questa operazione fatta dalla regione siciliana e basta, poi non ci sono altre agevolazioni durante il periodo dell'anno. La regione siciliana almeno questa agevolazione sta cercando per loro, ma questo diciamo è un obiettivo che ha percorso fin dall'inizio il presidente Schifani, che ha cercato di fare. Quindi questo è importante, va riconosciuto. La strada secondo lei qual è? Quella di incrementare i fondi della regione o incrementare i voli, ammettendo che si possa fare? Allora, la cosa migliore sarebbe quella di incrementare i voli. Sì, sicuramente, perché avendo più domanda e essendoci più offerta, magari potrebbero portare poi al ribassamento dei prezzi. Certo. Quello sì, perché gli aiuti possono essere solo per un minimo periodo, quindi non esteso a sempre. Certo. Invece con la presenza di tante compagnie
allora a quel punto potrebbe esserci la concorrenza. La vera quindi, concorrenza. esatto, di Mentre far passare ora lo sconto regionale, se non sbaglio, finisce il 31 dicembre. 31 dicembre 2024, poi se verrà prolungato non Adesso le faccio una domanda non impegnativa, perché lei è un agente, non ha un ruolo politico naturalmente. Che notizie avete voi di questa? Solo notizie le chiedo, non dichiarazioni di impegno, e ci mancherebbe altro. Su questa eventuale cessione di cui tanto si parla degli aeroporti sia di Catania sia di Palermo, oggi c'è, tra l'altro l'abbiamo letta poco fa su un quotidiano, eccolo qua, vedete, Palermo-Catania, manovre baruffe per la vendita degli aeroporti, e più sotto Angelo ci faceva leggere una dichiarazione del sindaco di Palermo, eccola qua: sono d'accordo con il governatore sulla necessità di un partner privato, ma con attenzione ai livelli occupazionali. Questo ovviamente dal punto di vista del sindaco di Palermo è la sua preoccupazione. Dal punto di vista di noi viaggiatori, lasciando stare le valutazioni politiche, sarebbe sicuramente un vantaggio. Sì, secondo me è un vantaggio comunque avere il privato all'interno degli aeroporti siciliani, più che altro per una migliore gestione, anche a tutela appunto dei viaggiatori. Ricordiamo quello che è successo con l'incendio l'estate scorsa all'aeroporto di Catania, che per noi è stato, nonostante eravamo in alta stagione, abbiamo dovuto far fronte anche a questi problemi, gente che non sapeva da dove poteva partire, cosa si doveva fare. Quindi la presenza magari di un privato potrebbe favorire la migliore gestione anche nei momenti di criticità, che potrebbero essere questi. E anche prezzi diversi? Cioè più bassi? Ma quello no, a livello dei prezzi aerei no, anche perché le compagnie comunque pagano per poter atterrare in un aeroporto, e quindi quello, i soldi quelli devono uscire per forza. Bene, apprezziamo molto la sua chiarezza e anche la lealtà nella discussione. Ci ha fatto molto piacere averla come ospite, grazie per tutti i chiarimenti, che purtroppo sono quelli che sono, li avete sentiti, c'è poco da fare, ma la ci realtà, proviamo. Esatto, non è mica colpa loro, sono disposizioni che arrivano o dalle compagnie oppure in questo caso, e sono positive quelle che vengono dalla regione. Grazie a Mario Barbaro, buon lavoro, grazie a voi. Complimenti, facciamo una breve pausa e poi dopo ci occuperemo di un romanzo ambientato a Catania. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo qui per presentarvi un romanzo, un libro che è scritto da Giovanni Coppola, che è qui con noi. Buongiorno. Benvenuto, buongiorno. Si chiama Bourbon in un giro di blues, c'è un'atmosfera internazionale da nightclub, fumi, alcol, infatti non a caso c'è una coppa di questo bourbon che viene... Atmosfera noir, no? Atmosfera noir, ecco. Lei lo ha definito, prima di tutto, naturalmente non possiamo svelare tutto, ma un po' di cosine le possiamo dire, un romanzo sociale contro il politically correct, cioè? Allora, io vorrei un attimino partire dal significato del romanzo. Il romanzo è la narrazione di una storia, no? Se pensiamo il mondo è una grande narrazione, anche noi esseri umani ci narriamo nel modo come ci vestiamo, i colori che preferiamo. Comunichiamo. Esatto. Molto spesso queste narrazioni sono un'esportazione di qualcosa che non viene elaborato. Può essere un dolore, una gioia, un trauma. Penso a James Taylor, il più grande scrittore di noir ancora esistente. Nei suoi romanzi c'è sempre questa presenza costante di una donna uccisa, di un omicidio irrisolto. Perché? Perché James Taylor a 10 anni ha avuto la madre uccisa e questo omicidio è stato risolto. Lo ha segnato, certamente. Oltre a questo c'è pure il bisogno da parte del narratore di denunciare qualcosa. Penso a Serena, Hubert Selby Jr., tutti autori che hanno denunciato qualcosa. Hubert Selby Jr. ha denunciato l'americanismo, Serena la condizione miserabile dell'essere umano. Ecco, il mio romanzo nasce, è il figlio naturale di questi due fattori. È un po' una mancata elaborazione di un dolore, che è un amore scorbutico, e dall'altra parte invece c'è questo bisogno di denunciare, appunto denunciare il politicamente corretto, che è questa strettoia ideologica e correttiva. Che un po' ci sta soffocando. Che ci sta soffocando perché pareva... Sì, perché cerca di modellare la vita degli altri sulla base di un moralismo privo di morale e soprattutto sulla base di una sostituzione, o meglio di una mutazione lessicale. Poi è contro, diciamo così, l'ipocrisia di una certa antimafia che parla di tutto, ma non parla mai di mafia nigeriana.
poi è contro che invece è molto presente. Che invece è molto presente nel territorio, soprattutto per adesso in Campania, oserei dire che è quasi dominante, è una cosa quasi assurda, ma è così, c'è una stretta collaborazione tra le cosche della Camorra e la mafia nigeriana. La mafia nigeriana è una mafia molto pericolosa perché è articolata, ha una componente mistico-religiosa molto forte e commette degli omicidi. La nostra mafia li commette soltanto per conseguire un utile. Loro li commettono anche su base religiosa, solo per ringraziarsi praticamente i favori degli dei. Per complicare la vita. Allora, questo è un po' il contesto. E poi volevo un attimino completare, dottore, una cosa che ci tengo tantissimo, che è contro l'ipocrisia diciamo così, intellettuale e morale afferente a un periodo storico che ha come parentesi di apertura l'omicidio dell'agente di polizia Narumma e come parentesi di chiusura l'omicidio del militante di destra Paolo Di Nella. L'hanno battezzati gli anni di piombo. All'interno di queste parentesi sono state scritte, a mio parere, delle terribili bugie e sono state commesse delle orribili ingiustizie. E questi sono anni ancora però un po' recenti, per cui sarà difficile riuscire ad avere il distacco storico che magari è richiesto in certe occasioni. Sono ancora troppo calde queste cose, forse. Parliamo dei personaggi. Allora, qui ci sono alcuni personaggi che si ritrovano dove? Al Charlie Brown. Charlie Brown è un pub, l'ho voluto chiamare così perché in questa città, voglio ricordare, c'è stata un locale, una discoteca dove andava a mettere i dischi una persona che per questa città, la perdita di queste persone è stata veramente una grossa perdita, che era Checco Villinzi. Lui andava a mettere i dischi là, aveva 14 anni, me l'ha raccontato la madre. Andavo a mettere i dischi là a Charlie Brown perché loro abitavano proprio lì vicino in via Martino Celeste. Quindi Charlie Brown l'ho voluto ricordare anche per questo, a parte anche per la simpatia del personaggio dei Peanuts, questo diciamo così vinto, però un vinto simpatico. E lì si ritrova un gruppetto di che sono amici, No, sono praticamente degli avventori. C'è innanzitutto c'è questo personaggio che oserei dire quasi cardine, che è Felix, che è il barman, che si innamora di una peripatetica nigeriana, e lì parlo praticamente di questo fenomeno che non viene mai discusso, non viene mai dibattuto qui in questa nazione. Poi c'è Manero, che è un giornalista, viene a conoscenza di una storia torbida di corruzione e mafia, però vive anche un inferno sbagliato, che è questo amore scorbutico nei confronti di un'altra che è cliente del locale. Poi c'è Cirino, ci sono Cirino con i suoi sodali, sono dei ragazzi, quelli che noi chiamiamo quartieroti, vivono praticamente non ai margini della legge ma oltre la legge, e lì potremmo parlare delle periferie, dell'abbrutimento antropologico delle periferie. E poi c'è questa figura quasi ieratica che è il professore, che è un extraparlamentare, che ha trascorso gran parte della sua vita in carcere, come dice lui, la prima volta per le sue idee, la seconda volta per non aver commesso nulla. Questo professore richiama qualcuno, forse? Sì, certo. Magari non c'è più adesso, è appena scomparso. No, a me mi è stato ispirato principalmente da un catanese, la sua vicenda mi è stata ispirata, e poi soprattutto penso al professore Paolo Signorelli. Comunque questo è un gruppo, diciamo, che costituisce il centro di questo romanzo, e Catania fa da cornice. Che Catania è? È la solita Catania, la Catania delle grandi periferie, abbrutita soprattutto perché i luoghi brutti abbrutiscono. Catania è una città che è condizionata dalle grandi periferie, perché le grandi periferie sono quelle che condizionano politicamente, socialmente ed economicamente una città. Nelle grandi periferie allinea e si sviluppa la delinquenza giovanile, perché Cosa Nostra non è che sia scomparsa, ma si è evoluta. Non ha più un controllo del territorio come ce l'aveva negli anni 80, negli anni 90 non ne ha più bisogno, aveva ragione Falcone e forse aveva torto Chinnici. Chinnici diceva che la mafia ha livelli, Falcone diceva che la mafia ha evoluzioni. Io sposo questo pensiero di Falcone. La mafia è diventata e ha lasciato campo libero a questi gruppetti di delinquenti giovanili che praticamente vivono, ripeto a dire, oltre la legge. Perché si diventa delinquenti giovanili in questi luoghi che sono luoghi brutti? Principalmente per due fattori. Uno può essere psicogenetico, quindi ce l'hai dentro, nelle 3 fasi di S, ego e superego, e invece può essere il fattore ambientale, la cosiddetta trasmissione culturale, dalla famiglia, che è il primo contatto sociale che un ragazzino ha fino al gruppo. È questa la Catania che lei racconta. È questa la Catania, che è la Catania purtroppo nostra in questo momento, che vive queste due fasi, queste due volte. È un piano bifronte. Da non perdere un giro di blues di Giovanni Coppola, che è qui con noi, con il quale ci
complimentiamo Grazie. anche per le descrizioni accurate non solo dei personaggi ma anche ringrazio molto, della realtà direttore. catanese che effettivamente, come dire, È quella corrispondono molto. Grazie, in bocca al lupo. Ricordo Grazie a l'editore voi. che non Grazie avevo a voi. letto prima, Algra Editore. Editore, dove si trova Bourbon, un giro di blues, Giovanni Coppa. Sì, lo vedete lì scritto meglio e tenuto meglio di come lo faccio io. Complimenti. Grazie, direttore, grazie in tanti, bocca al grazie lupo. tanti, grazie E tanti. allora adesso facciamo una breve pausa e poi dopo parleremo di Palermo e che rifà il look al centro storico. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, andiamo a Palermo per incontrare l'assessore all'urbanistica del comune Maurizio Carta. Buongiorno assessore, benvenuto eccoci qua, benvenuto a Buongiorno Sicilia. Allora, buongiorno. assessore, la notizia è che Palermo si rifà il look del centro storico grazie al contratto istituzionale di sviluppo, CIS, che avete instaurato con il Ministero della Cultura, grazie al quale ottenete 73 milioni di euro. Perché? Perché sono necessari. Vediamo cosa dice il Giornale di Sicilia, assessore, proprio stamattina. È perché l'apertura è Palermo finisce in buca, i soldi per le riparazioni scarseggiano, le strade con la Brodo dilagano, 200 rattoppi al mese non bastano, pesano 20 anni di diciamo, senza manutenzione. Questa è la situazione, la fotografia. E questa è la situazione, assessore? La fotografia è questa ed è impietosa. Il centro storico, ma non solo, diciamo, versano in condizioni veramente di estremo ritardo negli interventi. Per questo l'intervento che viene finanziato dai fondi del Ministero della Cultura per 75 milioni di euro, per quanto non riesca a risolvere tutti i problemi, è per un intervento fondamentale, perché intanto interviene in alcuni palazzi importantissimi, in alcuni edifici di grandissimo interesse, ma soprattutto, proprio per essere coerenti con le notizie del giornale, interviene anche sullo spazio circostante rispetto a questi palazzi, perché non possiamo immaginare un palazzo restaurato che torna a vivere e poi i marciapiedi, le strade, le piazze che non siano all'altezza della rinascita di questa porzione di centro storico. È importante questa precisazione che certamente interesserà tutti i palermitani, ovviamente, e i tantissimi turisti che in questo periodo più che mai vanno a Palermo. Ma andiamo per gradi, assessore, se lei è d'accordo. Cominciamo a vedere quali siti in particolare di interesse storico-culturale sono coinvolti in questo, saranno coinvolti in questo restauro. Il Collegio della Sapienza, quali altri? Allora sì, i due più importanti, forse anzi i tre più importanti sono l'ex Collegio della Sapienza in Piazza Magione, che è questo meraviglioso edificio diciamo, con questa importante configurazione muraria, il cui restauro, ma soprattutto la cui rifunzionalizzazione a servizio delle attività sociali e culturali del quartiere permetterà di ripensare complessivamente Piazza Magione anche in termini di sicurezza. Poi c'è l'ex convento delle Artigianelle in Piazza Calza, che è un altro intervento importantissimo. Già il convento delle Artigianelle fu uno dei primi recuperi urbani finanziato da Urba negli anni 90, quindi anche, diciamo, la memoria storica di un modo di fare rigenerazione urbana a Palermo, e che, essendo collocato in Piazza Calza, ci permetterà anche di recuperare tutta Piazza Calza in sinergia con il lavoro di restauro che sta facendo l'ANCE per Palazzo de Seta. E poi c'è l'ex Istituto Filippone, alle spalle dell'Accademia di Belle Arti, quindi nella parte più a monte del centro storico, che avrà una connotazione importante anche lì, una miscela di funzioni sociali per il quartiere, funzioni culturali e anche legate all'arte, vista la presenza dell'Accademia. Beh, sono progetti molto belli, molto interessanti, che sicuramente faranno la gioia dei palermitani una volta che saranno realizzati. Ma assessore, questo riguarda però anche come dire, la possibilità di usufruirne, per esempio la pedonalizzazione di alcune di queste zone coinvolte?
Esatto. Già alcuni di questi luoghi stanno in aree che sono, diciamo, ormai uno spazio pubblico, penso a Piazza Magione, ma ovviamente il restauro delle Artigianelle ci permetterà di accelerare i ragionamenti sulla pedonalizzazione di Piazza Calza, via Torremuzza, via Butera, che è stata più volte richiesta anche dai soggetti che gravitano attorno a queste aree, così come altre aree. È in corso un piano progressivo di pedonalizzazione del centro storico, che è frutto di una visione in cui nel centro storico sempre di più si potrà usare la micromobilità, la mobilità sostenibile, poter andare a piedi, e le macchine poter essere in qualche modo raccolte in alcuni parcheggi, 7 parcheggi di interscambio che stiamo definendo attorno al perimetro delle mura del centro storico. Quindi è un progetto di interventi specifici sugli edifici, di interventi sulle strade, ma anche un'idea di centro storico che vogliamo portare avanti con il sindaco La Galla. Molto, molto interessante. Naturalmente tutto questo prevede anche un piano che riguarda le illuminazioni, immagino un miglioramento, un cambiamento. Certo, in particolare questi fondi finanziano una porzione importante di illuminazione artistica che riguarda l'itinerario arabo-normanno. Come sapete, Palermo è inserita nella lista mondiale del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO per l'itinerario arabo-normanno, una serie di monumenti che hanno bisogno di una sorta di filo narrativo luminoso. È importante che possano essere illuminati, ma anche che questa illuminazione concorra a raccontare la loro storia e la loro connessione. Molto, molto interessante. Parlavamo anche di pavimentazione della città, non soltanto, come dire, rendere, diciamo, le aree pedonali, ma ripavimentarle. In che senso, Assessore? Sì, perché per circa 25 milioni di euro sono destinati proprio alle pavimentazioni, cioè la possibilità di far tornare le basole o a sistemare i marciapiedi e le parti più pregiate dello spazio pubblico e delle strade attorno a questi monumenti. E gli interventi riguarderanno Piazza Calza, Salita Santi Romano, Piazzetta Porta Reale, Via dello Spasimo, tutte le aree attorno agli edifici che saranno restaurati. Sono una trentina di strade a cui faranno in qualche modo seguito anche altri interventi con risorse proprie del Comune. Quindi oltre i 75 milioni, diciamo, di euro che, di questo maxi finanziamento, c'è una ulteriore previsione di spesa? Sì, c'è un'ulteriore quota non cospicua, però progressivamente aumentabile man mano che ritorniamo in agibilità finanziaria. Abbiamo appena approvato il bilancio di previsione ed è una notizia importante, non si approvava un bilancio entro i termini di legge da tempo immemorabile, ma soprattutto fra poco saranno anche in qualche modo rimessi in gioco i contributi per i privati, per gli interventi sulle facciate e sui tetti, che erano anche questi bloccati da anni vista la criticità della situazione finanziaria del Comune. Che tempi prevedete, Assessore, diciamo, per questa operazione di restyling del centro? Per il CIS siamo nella fase della progettazione esecutiva, sono stati affidati tutti gli incarichi di progettazione e direzione lavori e entro 6 mesi ognuno dei vincitori deve redigere il progetto esecutivo. Immaginiamo, a seconda della complessità dell'intervento, da 2 a 3 anni di lavori a seconda della complessità, poi ci sono alcuni interventi più piccoli che sono, diciamo, quasi immediati. Bene, non possiamo che augurarvi buon lavoro e farvi i complimenti, però, Assessore, mi permetta, c'è anche l'attualità più stretta che in qualche modo urge, e non so se lei ci vuole dare una sua valutazione. La famosa Movida, di cui si continua a parlare costantemente, purtroppo anche in termini negativi, perché ci sono stati episodi anche molto gravi recentemente a Palermo, con 3 fatti di sangue e 3 omicidi. Ecco, abbiamo saputo che il TAR ha respinto il regolamento della Movida, che è arrivato dopo mesi e mesi di attesa. È un bel colpo per voi. No, correggo l'informazione. Il TAR ha soltanto, diciamo, dato la sospensiva su un articolo del regolamento Movida che riguarda l'orario di esercizio delle slot machine e dei locali che le contengono. Non ha messo in discussione l'impianto complessivo del regolamento. Allora, il TAR ha detto: se voi limitate gli orari delle slot machine, limitate anche l'occupazione, e questo è un po' il ragionamento che ha fatto il TAR. Ma riguarda soltanto un articolo su cui ovviamente, diciamo, aspetteremo
il pronunciamento del TAR, ma l'impianto complessivo del regolamento che serve, come dire, ad abbassare la pressione e ad espellere la mala movida, agevolando invece le sane economie del divertimento e del tempo libero in centro storico. E da questo punto di vista, diciamo più in generale, quindi lasciando stare adesso il TAR, ha già preso avvio questo nuovo regolamento, ha già dato respiro, diciamo, a quello che invece era una situazione complessa? Il regolamento è operativo da un paio di giorni, sono stati necessari i tempi per poterlo confezionare dopo il voto consiliare e quindi adesso verificheremo gli effetti. Devo dire che con saggezza il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno che accompagna questo regolamento, dando mandato all'amministrazione di monitorare costantemente gli effetti e gli impatti ed eventualmente intervenire per correzioni. Un regolamento di questa natura ha bisogno di essere un regolamento dinamico, perché poi ci possono essere condizioni e situazioni che hanno bisogno di tornare sulla questione, come dire, agevolando e migliorando la sintonia dei provvedimenti. Ci pare molto saggio questo suo ragionamento. L'ultima domanda che le faccio è: cosa considerate, diciamo, elementi centrali più importanti, più validi di questo nuovo regolamento? La cosa nuova che conta di più? L'elemento fondamentale è quello di ridurre il carico delle attività, diciamo, canore e sonore in centro storico in quei luoghi che non sono deputati a contenerle, mentre tende ad agevolare la possibilità che le attività di intrattenimento vengano fatte prevalentemente fuori dal centro storico, ma soprattutto in locali che possono contenerlo, sia in termini di sicurezza che in termini di eliminazione delle emissioni sonore. Noi dobbiamo garantire il massimo della vivacità del centro storico e della città, ma anche il massimo della serenità per chi voglia dormire e chi abbia necessità, diciamo, di una vita che sia sicura, serena e non necessariamente sempre, diciamo, sul limite del disagio. Sono i primi giorni, Assessore, lo diceva lei, l'accoglienza com'è? Ma questo è un regolamento che è stato il frutto di numeroso frequente ascolto di tutte le categorie, degli esercenti, dei comitati. Lungo. In questo momento anche lungo, come è normale in regolamenti di questa natura. In questo momento siamo tutti in attesa di verificare che il regolamento sia efficace nell'impianto e che soprattutto sia capace di essere verificato costantemente nella sua applicazione. Bene, in questo la Polizia Municipale è il migliore strumento per la verifica della correttezza e della qualità e dell'efficacia del regolamento. Bene, la ringraziamo Assessore Carta, grazie anche per queste precisazioni che riguardano il regolamento della cosiddetta movida nel centro storico, ma soprattutto per averci illustrato qual è il progetto di restyling del centro della città, con restauri di edifici importanti e finanziamenti anche importanti che arrivano superano o raggiungono i 75 milioni di euro per il centro della città di Palermo. Noi adesso è il momento di dare un'occhiata, noi adesso diamo un'occhiata all'almanacco insieme e poi naturalmente alle stelle subito dopo. State con noi, buongiorno Sicilia. In questo giorno il Fridays for Future si fa portavoce di un messaggio globale per il nostro pianeta. Ispirata dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, i giovani di tutto il mondo si uniscono per chiedere un cambiamento reale. Questo 19 marzo, la giornata mondiale di azione per il clima, è un appello alla responsabilità collettiva per garantire un futuro sostenibile. Una curiosità storica per tutti voi. La domenica, come giorno di riposo, è stata istituita il 7 marzo del 321 da un decreto dell'imperatore Costantino il Grande. In origine era il giorno dedicato al sole, che in inglese si traduce ancora oggi con Sunday. Il modo di dire avere tutti i vizi la mula si traduce letteralmente in avere tutti i vizi della mula. Una possibile spiegazione è che la mula è un ibrido tra un asino e una cavalla che eredita i peggiori tratti dei suoi genitori. È pigra, capricciosa, ostinata e non si lascia domare facilmente. Chi ha tutti i vizi della mula, quindi è una persona che non accetta i consigli, che fa sempre di testa sua e che non si cura degli altri.
nessuno, qua mule non ce ne sono. Adesso andiamo a dare un'occhiata invece alle stelle con il nostro Marco Amato che sta sorseggiando una tazzina di grande prestigio. Come sempre, alla finita, l'hai buttato. Grande Marco, scusa, colpa mia. Buongiorno. Buongiorno e buona festa del papà a tutti. Buongiorno a te. Grazie. Allora, che cosa ci dici oggi? Malgrado il caffè che si è bersato. Porta bene o porta male? Porta bene, no? Porta benissimo, Ecco. a casa Amato porta benissimo il caffè versato. Hai visto? Oh, questo è importante. Andiamo avanti pure. Allora, oggi ho deciso di mettere sotto l'attenzione delle stelle un caso partendo dal discorso che ho fatto ieri su Giove e sui successi che si possono ottenere con Giove. Abbiamo visto infatti ieri analizzando 2 toro che hanno stravinto con 2 successi enormi. Oggi vi voglio proporre il discorso inverso perché c'è ancora un toro che ha vinto, ma ci sono 2 leoni che hanno perso proprio perché la distanza di Giove dal leone e dall'acquario è la medesima, è 90 gradi, quindi 2 leoni e un acquario hanno perso proprio perché non godono della grandezza di Giove. Ebbene, andiamoli a scoprire. Parlo dei primi 2 leoni che sono Sinner e Allegri. Ecco, l'allenatore della Juve per esempio ha perso un po' la presa sulla squadra, per cui c'è un momento un po' di calo. È logico perché i Leone hanno un Giove contro, quindi c'è un po' una discesa. Tra l'altro ci sono state un po' di comunicazioni poco felici, ma sicuramente il momento per i Leone non è semplice, come anche Sinner, il nostro bravissimo tennista, che è stato sconfitto, anch'esso Leone. Altro tennista sconfitto è proprio Debenev, che invece è acquario, appunto la stessa distanza angolare, ma il vincitore è un redivivo, è un'araba fenice, mi piace chiamarlo così in questo suo successo, in questa sua ripresa, che è Alcaraz, quindi il tennista spagnolo che ha sbaragliato i 2 mostri sacri del tennis contemporanei. Vedete, lui è proprio toro, quindi Giove stava dalla sua parte. Questo è un momento zodiacale in cui le vittorie e le sconfitte sono facilmente intercettabili. Giove sta 1 anno circa in un segno zodiacale ed è proprio il pianeta che mi ha permesso di predire un po' i risultati di Sanremo e i risultati della notte degli Oscar. Proprio per questo oggi avevo una tazza colore oro, proprio perché volevo salutare l'ultimo giorno d'inverno con un inverno pieno di successi che ha portato fortuna a metà della ruota zodiacale. Ma che bello, ci uniamo a questo festeggiamento. Ebbene, salutiamo l'inverno anche con un augurio speciale per la festa del papà, perché chiaramente è Saturno questa volta il protagonista, un Saturno in pesci, più dolce quindi, congiunto già a Venere, quindi l'amore dei padri. Cos'è l'amore dei padri? Volevo esprimere un pensiero, lo vorrei tradurre semplicemente dicendo che non si è mai troppo adulti per sentirsi dire non ti preoccupare, ci sono io. Quello è la garanzia dei padri, che è l'effetto del pianeta Saturno. Questa fortuna io l'ho avuta e spero che l'abbiano avuto tutti. E un pensiero anche ai nonni, che sono padri 2 volte, e il mio è stato fantastico. E ora occupiamoci di stelle. Luna in Cancro, una luna meravigliosa oggi, proprio perché forma degli aspetti geniali con Nettuno e Urano, i pianeti del genio, fantasia ed inventiva. Quindi i segni d'acqua sono incredibilmente più emozionati ed emozionali, capaci, forti, sornioni. Cancro, Scorpione e Pesci in pole position. Per regola zodiacale, se va bene gli acqua, va bene anche terra. Per cui, tranne chiaramente al Capricorno che è in opposizione, per cui Toro e Vergine oggi hanno delle soluzioni geniali. Un Toro particolarmente raccoglie miete successi per adesso, come vi sto spiegando appunto dai miei racconti zodiacali attuali, mentre invece le Vergini sono più confortate e riescono a risolvere i problemi con delle colpi di genio assolutamente inaspettati. Un po' più in difficoltà il Fuoco, proprio perché la valenza Ariete, Leone e Sagittario deve un po' rivedere tutta una serie di comportamenti
comportamenti che hanno a che fare con le loro relazioni primarie e soprattutto l'autoaffermazione lavorativa del leone va meglio all'Ariete da questo punto di vista, mentre invece il Sagittario deve frenare un po'. Leone e Acquario, quindi chiudo con gli Aria, hanno oggi un momento emotivo di ripensamento, forse rimettono in gioco alcune parti di se stesso. Vi ricordo che cambiare idea in corso d'opera è un sintomo di intelligenza e questi segni dell'io e dell'ego, che sono Acquario e Leone, devono comunque sempre ricordarlo per quanto geniali e vincenti siano. Concludo quindi con Gemelli e Bilancia. I Gemelli oggi hanno una luna splendida di seconda casa, quindi programmazione, visione delle cose un po' più allegra e divertente, mentre invece il Sagittario ritrova una certa compagine affettiva a livello lavorativo. Bilancia un po' annoiata come sempre. Verranno tempi migliori, non preoccupatevi. E quindi col mio caffè versato, buon caffè, cui buon non si caffè. piange mai, la mia tazza gold, ti auguro una splendida giornata. Buona giornata, buon caffè e grazie sempre al nostro Marco Amato, puntualissimo. Noi facciamo un salto nel tempo, lo sai che il 19 marzo del 1915 in Arizona con un osservatorio hanno trovato Plutone, questo qua, e all'inizio hanno detto questo è il nono pianeta del sistema solare, poi però dagli anni 70 in poi hanno cominciato a dubitare, hanno detto ma siamo sicuri che è un pianeta minore, è un pianeta nano, e insomma stanno lì ancora a discutere. Solo 2 anni dopo, 1917, la Marina Militare Americana apre le sue porte alle donne, non solo nel ruolo di infermiere, ma anche come sottufficiali, e Loretta Walsh diventa la prima donna a indossare l'uniforme. Il 19 marzo del 1918 il Congresso degli Stati Uniti approva l'ora legale estiva e istituisce diversi fusi orari, una decisione inizialmente adottata per migliorare l'efficienza durante la guerra. 19 marzo 1962, Bob Dylan a 20 anni, eccolo qua, guardatelo, splendido, pubblica il primo album, aveva solo 20 anni, con il suo nome, Bob Dylan, e la Columbia Records ammette che per registrarlo ha speso $400 soltanto, 3 pomeriggi, e ha avuto un successo globale che dura ancora. Nel 1981, il 19 marzo, il Papa, eccolo qua, Giovanni Paolo II, fa visita alla città di Terni, vedete col suo caschetto, Papa che era stato operaio in gioventù in Polonia, visita gli stabilimenti, pranza con i lavoratori nella mensa aziendale lì a Terni. Siamo nel 1994, il 19 marzo ci ricorda il sacrificio, lo stiamo vedendo in foto, di Don Giuseppe Diana, ucciso dalla Camorra, il suo ultimo appello: per amore del mio popolo non tacerò. 19 marzo del 1955 è nato Pino Daniele, al quale facciamo tanti auguri, nel senso diciamo che purtroppo non c'è più, ma lo ricordiamo con affetto e con grande ammirazione. È uno tra i più amati, si afferma a Napoli all'inizio, vi ricorderete, con Natassulele Café, Napoli e poi tutti gli altri. Noi vogliamo ascoltare Io so pazzo, che ha lanciato al Festival Bar, diventa un successo immediato, dà vita al Tram Blu, una fusione tra tarantella, blues e rumba. Il cantautore prende spunto dall'ultimo discorso pubblico di Masaniello, portavoce della collera del popolo napoletano, e si rincarna in una specie di nuovo Masaniello, per questo dice io so pazzo, io so pazzo. Grandissimo Pino Daniele, con il quale vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani, augurandovi buona giornata e buongiorno Sicilia. A domani. Io sono pazza e voglio essere qui, voglio uscire fuori da casa mia. Io sono pazza, c'ho il popolo che mi
aspetta, scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone, e lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzi, e sono pazzi, oggi voglio parlare. So pazzi, so pazzi, si sono stare armatura, metta tutto in faccia amore, so pazzi, ma chi dice che Masaniello poi nella